Agrigento, innanzi alla prefettura, seconda manifestazione della CISL contro la perdurante chiusura del ponte Petrusa, al confine con Favara. Irene Milisenda. Continuano le proteste contro la perdurante chiusura del ponte Petrusa lungo la strada statale 122 che collegava Agrigento con Favara. Il ponte, come aveva fatto sapere ANAS, in 15 giorni complessivi sarebbe stato smontato e poi sarebbero stati collocati i nuovi pezzi prefabbricati per comporre un nuovo e sicuro cavalcavia. Ma ad oggi la situazione è immutata e sono trascorsi 240 giorni dalla chiusura e per la seconda volta dopo il 13 maggio scorso i residenti di Contrada Petrusa, le associazioni, la politica locale, la polizia penitenziaria e la CISL tornano a protestare. Noi ci rifacciamo alla sola unica nota ufficiale che conosciamo, che è quella a seguito dell'incontro avuto in prefettura. Il prefetto ha ricevuto una lettera che oggi dovremmo avere anche noi e a quanto pare l'ANAS dice al momento in cui inizieranno i lavori sono 24 mesi almeno per l'esecuzione dell'opera, quindi immaginate ancora il disagio che dovranno vivere i cittadini di Agrigento e Favara. Io personalmente insieme al gruppo di amici ma le associazioni presenti abbiamo fatto un giro proprio con le macchine, con le automobili per verificare le difficoltà che tutti vivono di giorno. Effettivamente, al di là del fatto che laddove si può passare ci sono strade dissestate piene di buche, addirittura con frane, e addirittura si percorre un tratto di oltre 20-25 km per raggiungere Agrigento, mentre prima se ne facevano 3 o 4. Il nostro problema oggi è che la città e la provincia di Agrigento, le due città, devono svegliarsi. Non si può prescindere dal partecipare a occasioni, a situazioni come queste, a dare la vicinanza, a far capire che noi ci siamo. Se c'è qualcosa anche a livello della regione, so che stiamo interessando comunque la deputazione regionale per cercare di risolvere il problema, però di fatto la nostra provincia è sempre abbandonata, i cittadini devono fare chilometri e chilometri su strade che sono completamente dissestate. Adesso ci hanno dato il contentino di aprire quel pezzo di viadotto che è stato chiuso per tanto tempo, con dei lavori probabilmente esigui che sono stati fatti, ma con un disagio terribile a tutta la popolazione agrigentina. Ovviamente la situazione è drammatica, Agrigento è letteralmente tagliata fuori, Agrigento-Palermo per fare la 189 ci vogliono 4 ore, sulla 640 per arrivare a Caltanissetta i tempi sono atroci, anche la 115 versa nelle condizioni che ben sappiamo. Agrigento dal punto di vista della viabilità è assolutamente penalizzata, quello del viadotto Petrusa è un problema gravissimo che chiaramente tocca i cittadini quotidianamente, ma anche tutte le altre strade sono in condizioni pessime. Gravi disagi dunque per i cittadini che da mesi sono costretti a percorrere strade provinciali alternative per raggiungere l'unico presidio ospedaliero pubblico del comprensorio, il tribunale, il carcere, scuole ed uffici pubblici. Noi apprezziamo la disponibilità che ci ha dato ultimamente il signor prefetto, ma dobbiamo pure dire che già c'è in corso l'idea di bloccare il traffico sulla superstrada Caltanissetta-Agrigento. Bloccarla proprio in maniera da dare fastidi e dare la possibilità a questa gente che insiste sul territorio danneggiato da Favara, con tutte le varie contrade, contrada Piattaforma, contrada Casena, contrada Caltafarace, dove ci sono anche degli esercizi, ci sono dei breakfast e poi ci sono tutti i bambini che debbono andare a scuola, che è diventata una cosa inaudita. È un disagio veramente notevole, notevolissimo. Per chi non abita in quella zona non riesce a capire, ma noi che siamo lì siamo veramente infuriati perché noi la facciamo da 4 alle 6 volte al giorno, sia io che mio marito, e quindi è un notevole disagio anche a livello non solo di tempo ma anche a livello economico, perché lei consideri che facciamo molti più chilometri. Quindi le macchine vanno in usura, i consumi proprio economici di benzina, per non parlare anche dell'organizzazione della famiglia, per andare a fare la spesa, per andare in qualsiasi altro posto, uscire da casa e arrivare a destinazione è una complicanza notevole. Intanto nella giornata di ieri l'ANAS ha incontrato il sindaco Calogero Firetto, al quale ha presentato per la compatibilità urbanistica il progetto del nuovo viadotto Petrusa. Martedì ci sarà un ulteriore incontro in municipio con tutti gli enti chiamati ad esprimere parere. Nel merito interviene la vicepresidente della regione siciliana Mariella Lobello. Quello del viadotto Petrusa è davvero una di quelle pagine più brutte in questo momento, che coinvolgono non solo gli abitanti di Agrigento, che
devono raggiungere, che vogliono raggiungere la città per quella via, ma devo dire anche, così come giustamente stanno facendo, manifestando in questo momento la CISL, l'associazione e gli abitanti, insomma, che abitano nei paesi vicini. Cosa si sta facendo? È convocato proprio per il prossimo martedì una riunione presso il comune di Agrigento, perché il progetto è in corso di esecuzione, perché è un progetto ANAS, è un progetto ANAS per un importo di 3.800.000 euro, è un progetto la cui redazione del progetto esecutivo si concluderà nei prossimi giorni. Il passaggio di martedì prossimo al comune di Agrigento riguarda l'iter autorizzativo, dopodiché immediatamente verrà fatta la gara e si presume che il primo o i primi mesi dell'anno prossimo possano partire i lavori.